Buonasera a tutti, benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena, ottava giornata del 2026, giornata del Gran Premio Riccardo Grassi. Si comincia con una prova riservata ai puledri debuttanti di 2 anni. È sicuramente motivo di grande interesse il debutto della generazione 2024 qui all'ippodromo del Savio, ben 8 ad aver accettato l'ingaggio, con il numero 1 Lovely Griff Andrea Farolfi, 2 Lucio Dalla Roberto Vecchione, 3 Latina Jet Karin Berri, 4 Latias Francesco Virzì, 5 Lester Bar Davide Di Stefano, 6 Love TFT Lorenzo Baldi, in seconda fila 7 Lux Venit Art Dario Battistini, 8 Lisa GSO Enrico Bellei. Incertezza in fase di allineamento per Lucio Dalla che perde tanti metri e fa lo stesso anche Love TFT. Partiti. È molto veloce Lovely Griff, la favorita della corsa, subito al comando nei confronti di Latias all'esterno. Parte bene Lux Venit Art dalla seconda fila, che è già in quarta posizione alle spalle di Latina Jet. Poi ancora Lisa GSO e quindi Lester Bar e Lucio Dalla che insegue. Primi 200 metri comodi in poco meno di 16, si prosegue con al comando Lovely Griff che fa la retta opposta alle tribune, decisamente più svelta rispetto al lancio, 15 per la retta di là, quindi poco meno di 31 per i primi 400 metri di corsa. Lovely Griff al comando, alle sue spalle c'è Latina Jet, in terza posizione Latias che precede Lux Venit Art, poi Lisa GSO, Lucio Dalla e Lester Bar. Si viene sotto alle tribune con Battistrada che continua a buon ritmo tutto sommato al comando, poco più di un minuto per i primi 800 di gara. Lovely Griff continua da leader nei confronti di Latina Jet, poi in terza posizione Latias che precede Lux Venit Art che sembra voler spostare all'esterno, quindi Lisa GSO, Lucio Dalla, Lester Bar. 15,4 la frazione della curva di destra, 1,15,5 il primo chilometro per Lovely Griff che continua in vantaggio quando siamo a 400 dalla conclusione. Lovely Griff sola in avanti, frazione ancora in 15,2 e Lovely Griff è completamente per fatti propri nei confronti di Latina Jet che è seconda avanti a Lux Venit Art. Cercano di avvicinarsi dal fondo Lisa GSO e Lucio Dalla, ma solo per le piazze, perché Lovely Griff è chiara in avanti. Lovely Griff che viene a concludere in maniera nettissima, vince come vuole Lovely Griff. Gran debutto per l'allieva di Andrea Farolfi e Walter Zanetti, secondo posto per Latina Jet, al terzo finisce Lisa GSO. Io ho 29 spaccato per la chiusa, se non ho preso male è venuto un ragguaglio sotto l'1,15 per questa bella figlia di Nadal Sheba e Butterfly Griff dell'allevamento Il Grifone. Da verificare poi il ragguaglio cronometrico, ma secondo me sotto l'1,15. Andrea Farolfi, Walter Zanetti, allevamento Il Grifone, Lovely Griff netta al traguardo in questa prima corsa dal Savio di Cesena.